È perfetto, perché andiamo a Treviso da Luca Zaia. Presidente, grazie di essere con noi, buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie a voi. Allora, il Nord non sta sereno, scrive la Padania. Beh, c'è quella famosa frase, stai sereno Enrico. Sì. Beh, direi che non siamo sereni, ci piacciono i grandi propositi di una riforma al mese e di tutto quello che tutti noi cittadini vorremmo. La verità è che poi non capiamo per quale motivo il segretario del partito, del PD, ovvero Renzi, non abbia fatto realizzare queste riforme al suo Presidente del Consiglio, che era Enrico Letta, visto e considerato che la maggioranza di Letta sarà la maggioranza di Renzi. Forse perché le voleva far lui? Ma è probabile, però è altrettanto vero che poi cambiando l'ordine dei fattori il prodotto non cambia. Vorremmo vedere e saremmo lì a verificare che queste riforme poi siano effettivamente siano praticabili e siano approvate dal Parlamento. Glielo dico come Presidente di una regione, visto e considerato che in Veneto dopo un anno dalla nostra elezione, quindi nel 2011, abbiamo approvato riforme epocali. C'è una nuova legge elettorale che tutta Italia vorrebbe, il Veneto ce l'ha, ovvero i nostri consiglieri regionali sono eletti direttamente dal popolo e non scelti dai partiti. Abbiamo bloccato a 2 il numero dei mandati del Presidente e degli assessori, abbiamo ridotto i consiglieri e eliminato i vitalizi. Se facessero queste cose a livello nazionale sarebbe già tanto. C'è una sua frase dei giorni scorsi che mi ha colpito quando ha detto: spero che i nostri imprenditori un giorno potranno diventare meno eroi. Ma sì, sai, è difficile fare impresa, io le parlo da una zona industriale. Abbiamo anche le località turistiche ovviamente in Veneto, però ho voluto una zona industriale per questo collegamento. La tassazione media in un territorio come il Veneto, che ha 600.000 imprese, è una tassazione del 68,5%, che è la tassazione media nazionale, contro una media europea del 46%. Vuol dire che noi, che siamo la Baviera d'Italia, ci confrontiamo quotidianamente con la Baviera, che è qui a 2 passi, che ha una tassazione di 22 punti di meno di noi, piuttosto che i 25 punti di tassazione della Carinzia. Lei capisce che quindi restare in Veneto, fare impresa e mandare ogni anno 21 miliardi di tasse a Roma significa essere degli autentici eroi. Le faccio sentire, ieri sera abbiamo avuto Salvini, le faccio sentire proprio 20 secondi dell'intervista, perché poi commentiamo le sue parole. La sentiamo, regia? Se a Renzi interesserà il parere della Lega che amministra 500 comuni al nord e le principali regioni del nord, noi ci siamo, anche lì però con una rappresentanza di sindaci, di province e di regioni, per parlare di tasse, di infrastrutture, di crisi aziendali. Condivide, Presidente, noi ci siamo, la Lega c'è e dunque è aperta ad un confronto con Renzi. Ma guardi, la Lega ha sempre detto che va anche col diavolo per portare a casa risultati per la propria gente e per il proprio popolo. E se dobbiamo parlare di fiscalità e quindi di riforma fiscale, di temi che riguardano l'autonomia, l'indipendenza e di tutto quello che è l'efficienza, noi continuiamo a dire ad esempio che vorremmo un Presidente del Consiglio che abbia il coraggio di premiare i virtuosi. Se tutta Italia ad esempio vivesse con i costi della pubblica amministrazione del Veneto, avremmo un risparmio negli sprechi di 30 miliardi di euro. Un pasto in ospedale da me in Veneto viene a costare 6,5 euro contro i 60-80 euro in qualche altra regione d'Italia. Questo è quello che intendeva dire Salvini ed è assolutamente sottoscrivibile. Noi siamo assolutamente a disposizione. Prova ne sia che oggi alle 15:30 il segretario della Lega Salvini farà l'incontro con Renzi. E farà infatti l'incontro con Renzi. Certo che, come dire, se i propositi di Renzi diventano realtà, siamo di fronte, come dire, lei ha detto ieri alla beatificazione, no? Va incontro alla beatificazione. Beh, guardi, è una riforma al mese, riforme poderose e importanti come la legge elettorale, la riforma del lavoro, la riforma del fisco, quindi la riforma fiscale, la riforma della pubblica amministrazione, la sburocratizzazione, per noi è nel libro dei sogni. Se abbiamo trovato una persona che con la stessa maggioranza di prima riesce a farlo, le dico con tutta sincerità, io tifo perché le faccia queste riforme, non faccio parte di quelli che tifano sempre perché l'avversario, politicamente avversario ovviamente, vada a finire male, anche perché noi non ce la facciamo più. Quegli eroi dei quali parlavamo prima, i nostri imprenditori, non ce la fanno letteralmente più. È bene ricordare che noi abbiamo avuto più di 100 suicidi all'interno di capannoni come questi.
Io qui volevo arrivare, perché poi giustamente si parla di massimi sistemi, ma poi c'è la vita della gente, no? La vita quotidiana che è alle prese col proprio lavoro, con i pagamenti, con la famiglia, con le bollette, insomma con la vita concreta, con le fatiche della vita. Mi dice cosa le dicono i piccoli imprenditori sul suo territorio, e non dimentichiamo che quel territorio è stato ed è tuttora traino per il Paese, un traino economico. Beh, guardi, lei ricorda bene, noi siamo una delle 4 regioni che ha un residuo fiscale attivo positivo, il che significa che ogni anno, quest'anno abbiamo lasciato a Roma 21 miliardi di tasse, come le dicevo prima, e che poi è dato da questo formicaio di microimprese che crea un distretto industriale diffuso. Cosa ci dicono? Ci dicono che non ce la fanno più con la tassazione. 68,5% di pressione fiscale vuol dire non riuscire a stare più sul mercato. E tecnologia, innovazione, ricerca hanno il problema della burocrazia, una burocrazia asfissiante che non permette più di fare impresa. C'è il problema del cuneo fiscale, i nostri lavoratori sanno benissimo che costano all'impresa 1,5 volte in più rispetto a quello che loro guadagnano. Quindi se guadagnano 1.000 euro al mese il costo aziendale sarà di 2.500 euro. La necessità comunque di avere un paese che sia un paese proiettato verso la modernità e non verso la preistoria come accade oggi. E allora, nelle prossime ore l'incontro della Lega con il Premier incaricato Renzi per le consultazioni. Presidente, io la ringrazio, sempre un piacere averla con noi. Grazie a voi, grazie. Buon lavoro. Buon lavoro a Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto. Noi ci fermiamo perché abbiamo finito il tempo.